Ben ritrovati dalla redazione. Irrompono nel punto di ristorazione di Bibbione del triestino Guido Doz e portano via tutto il fondo cassa costituito da alcune centinaia di euro, ma per farlo procurano danni per oltre 1 migliaio di euro. È accaduto in via Delfino, nella località balneare dove la famiglia Doz gestisce ormai da anni la festa del pesce, un posto fisso di ristorazione in cui si ordina pesce fritto o grigliato. Più di 1,5 milioni di fondi a Trieste e provincia per installare telecamere e assoldare vigilanze, e solo 16 domande presentate nei primi 3 mesi, tutte per la videosorveglianza e nessuna per gli steward. Finora è stata timida l'adesione di imprese, studi professionali e locali triestini ai bandi di sicurezza gestiti dalla Camera di Commercio Venezia Giulia, che segue l'istruttoria delle domande. L'occasione è importante per aumentare la sicurezza nelle aree urbane, come ribadiscono i promotori, a maggior ragione in un periodo in cui la città è diventata teatro di risse e violenze e i negozi locali sono facili bersagli di furti e spaccate. Tutti i treni veloci del regionali brand di Trenitalia circolanti sulla linea Trieste-Venezia via Portogruaro sono ora effettuati con 7 convogli doppio piano di ultima generazione. Lo hanno illustrato presso la stazione centrale del capoluogo giuliano l'assessore regionale alle infrastrutture Cristina Mirante e il direttore regionale Trenitalia FVG Elisa Nanetti. L'ammodernamento della flotta del regionale è previsto dal programma di investimenti complessivi del contratto di servizio con la regione Friuli Venezia Giulia, pari a circa 400 milioni di euro, finalizzato a migliorare l'offerta di servizi a favore dei pendolari. È un lavoro importante che raggiunge un risultato tutt'altro che scontato, frutto di un'intuizione che il Comune, in particolare il sindaco di Malborghetto, ha voluto, scelto, seguito e realizzato passo dopo passo, un progetto che mette insieme la valorizzazione del territorio con la promozione dei percorsi nelle valli a volte sconosciute. L'ho detto a Malborghetto l'assessore regionale alla protezione civile Riccardo Riccardi in occasione dell'inaugurazione del ponte tibetano e dell'apertura del trekking Wilderness dei Valloni, un percorso ad anello di oltre 20 chilometri. Un'occhiata alle previsioni meteorologiche: oggi su pianura e costa cielo sereno e caldo con brezza, in montagna sereno al mattino, variabile in giornata, di pomeriggio sulla zona montana probabile qualche pioggia sparsa, qualche isolato rovescio, possibile anche qualche locale temporale sulle zone interne, caldo un po' più affoso, di pomeriggio in pianura, temperature minime in pianura fra 18 e 21 gradi, le massime fra 32 e 35, sulla costa minime fra 21 e 24, le massime fra 28 e 31 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.